Questa è la tomba di Antenore a Padova e la leggenda racconta che Antenore era Enea, il quale scappò da Troia in fiamme e portò via la sua famiglia salvandosi. Di conseguenza lo cita Virgilio nell'Eneide e sembra che egli, risalendo il fiume Brenta, trovò un oracolo, lo consultò e l'oracolo disse che lui avrebbe fondato una città molto ricca e questa città sarebbe stata possibile trovarla solo facendo una cosa particolare, ovvero scoccando una freccia in cielo. Quando questa freccia avrebbe colpito un uccello, l'uccello morente caduto sarebbe caduto nella città che egli avrebbe fondato. Di qui si nasce la storia della leggenda che Antenore fondò Padova all'incirca verso il 1180-1185 e questa che noi possiamo vedere è la tomba che racconta la sua vicenda qui a Padova. C'è una cosa anche molto particolare che soltanto a chi è attento agli occhi dei simboli può leggere che all'interno del nome Antanor, da cui veniva detto Antenore, c'è nascosta la parola Atanor, che rappresenta l'inizio e la fine, la morte e la rinascita. È una parola che appunto nasconde e racchiude il significato del vaso alchemico detta la fornace. Questo è un semplicissimo accorgimento che non viene citato in nessun libro, ma vedendolo sembrava il caso di dirlo.